Hanno preteso il pagamento di 100 euro da una donna di 89 anni per ripararle la protesi dentaria, una prestazione sanitaria che la donna avrebbe dovuto ottenere gratuitamente. Per questo un odontoiatra, un odontotecnico e un infermiere dell'ASP di Palermo sono stati arrestati e messi ai domiciliari dai carabinieri della stazione di Mezzo Monreale in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP su richiesta della Procura di Palermo. I carabinieri avevano organizzato la trappola, hanno fotocopiato le banconote e quando l'anziana le ha consegnate sono intervenuti per bloccare i 3 sanitari. Così il 26 luglio scorso i carabinieri ritengono di aver raccolto la prova chiave della concussione che è costata gli arresti domiciliari ai 3 indagati. Le cure dovevano essere gratuite per esenzione e invece all'anziana sarebbero stati chiesti soldi senza ricevuta da consegnare all'esterno della struttura sanitaria, per la precisione vicino al Pannellaro. L'anziana è stata al gioco ma aveva già raccontato tutto al figlio, così è scattata la denuncia ed è stato predisposto un servizio di osservazione. È stata lei a raccontare ai militari che quel pagamento in contanti senza ricevuta e fuori dai locali dell'ASP non la convincevano. Mi sono sempre rivolta all'ASP e non ho mai pagato, ha detto. L'ASP di Palermo si costituirà parte civile. Se le accuse dovessero essere confermate ci troveremmo di fronte ad un aberrante sistema di malaffare, ha detto il commissario straordinario dell'azienda sanitaria Daniela Faraoni. Saranno attivati immediatamente i procedimenti disciplinari del caso, riservandoci di agire in tutte le sedi competenti. Gentile Presidente Sergio Mattarella, le scriviamo questa lettera aperta a nome dell'Assemblea di OSS Ballarò. Inizia così la missiva che il comitato che da anni lotta per la tutela di Ballarò ha scritto al Presidente della Repubblica, che domani sarà a Palermo per l'inaugurazione del nuovo molo trapezoidale al porto. Uno spazio per l'attracco di yacht. A meno di 1 chilometro dal porto, però, nel quartiere Ballarò, lo scenario è quello che vediamo nelle immagini, dai rifiuti ai vicoli che sono ormai la casa dei dipendenti di crack. Qui si muore. Nella lettera del comitato si invita il presidente Mattarella a visitare appunto Ballarò. Come a Palermo si riesce a fare lustro per accogliere yacht di lusso, turisti internazionali, ed è una cosa a cui noi naturalmente teniamo l'accoglienza per tutti e tutte. Vogliamo far capire che in questo momento comunque ci sono quartieri che subiscono dei grandi disagi che si portano avanti da anni e purtroppo molto spesso non si viene ascoltati. Dal crack ai rifiuti che invadono il quartiere incontriamo anche un residente di Ballarò e alla domanda cosa direbbe in questo momento al presidente Mattarella, questa è la risposta. Presidente Mattarella, voglio dire soltanto una cosa: anziché di andare a fare le visite in via Macchieta, ai porti, l'unica cosa che l'accoglieremo anche noi di venire in questo quartiere, perché siamo molto disagiati. Manca tutto, manca dopo scuola per i bambini, io faccio catechista, li teniamo noi stretti ai bambini, perché purtroppo questo è il quartiere. Nessuno ci ascolta, una lettera o una cosa, nessuno, niente, fanno finta di niente. Gli chiederei soltanto una cosa, di farsi giro con me solo, senza ascoltare, io e lui, tutti e due a braccetto come il nipote e il nonno. Faremmo il giro, gli farei vedere io come siamo in questo quartiere. Da anni chiediamo che lo Stato faccia la propria parte. Questo è un altro passaggio della lettera indirizzata al presidente Mattarella. La politica secondo lei si è un po' dimenticata di questo quartiere, sorella? Allora, io non posso dire che sia dimenticata, ma che non sia tanto presente, è un fatto. Sai, si mettono in vista le cose belle, più che io credo che dovrebbero essere un po' più vicini, perché queste persone sono nostri fratelli e sorelle e ce li abbiamo qui a portata di mano. E penso che sarebbe una cosa bellissima se il Presidente venisse a incontrare anche queste persone, perché loro sono in Italia, sono italiani, sono la nostra gente. E di nuovo caos per i collegamenti tra la Sicilia e le isole minori e la preoccupazione dei residenti è tanta. A rischio ci sono i rifornimenti di merci, gas, gasolio, benzina, derrate alimentari, medicinali. Caronte Tourist ha comunicato ieri pomeriggio alla Regione la decisione di non effettuare i collegamenti. Allo stato attuale, ha scritto la società, è impossibile assumere nuovi impegni contrattuali e proseguire il servizio. Poche parole per declinare l'invito dell'assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità di garantire i trasporti collegati
delle isole minori, Eolie, Egadi, Ustica e Pantelleria come estensione della convenzione col Ministero dei Trasporti. Una decisione figlia della risoluzione anticipata per impossibilità sopravvenuta dei contratti con la Regione dallo scorso maggio. La compagnia armatoriale sottolinea come ad impedire l'assunzione di nuovi impegni in una situazione comunque delicata e complessa è stata un'ulteriore iniziativa della Guardia di Finanza d'intesa con il pubblico ministero che ha disposto il fermo delle navi, che ha visto sequestrare un'ulteriore somma di denaro di 2.800.000 euro che la Regione si accingeva a pagare all'azienda messinese per i servizi resi nel secondo trimestre del 2023 per i lotti relativi a Pantelleria e alle Pelagie non interessate dal procedimento penale, al contempo liberando l'equivalente valore di una delle navi sequestrate, Elga, Ulisse e Brigi, il cui utilizzo è rimasto comunque inibito. L'istanza è stata respinta dal GIP il 9 ottobre e ciò ha determinato, scrivono ancora gli amministratori di Caronte e Turisti Isole Minori, una situazione di incertezza circa gli sviluppi del sequestro che impedisce di svolgere il doveroso monitoraggio sull'andamento economico-finanziario delle imprese e adottare le decisioni gestionali imposte dalla normativa e dal dovere di diligenza e prudenza. Sino al 31 marzo quindi restano garantiti solo i collegamenti del bando nazionale, 6 corse per le Pelagie, 2 alla settimana per tutte le isole Eolie, 4 sino ad Alicuti, 2 sino a Stromboli, 6 sino a Salina, 6 le corse tra Palermo e Ustica e 6 da Trapani a Pantelleria. E intanto stamattina i sindaci delle isole minori hanno fatto il punto della situazione nel corso di una videoconferenza per decidere anche quali azioni intraprendere. Quartiere che vai, discarica abusiva che trovi. Qui siamo nel popoloso rione Santa Panagia, a Siracusa. Nemmeno il vicinissimo Palazzo di Giustizia spaventa gli incivili. Tra i rifiuti ci sono pezzi di auto, ma anche un albero di Natale. Situazione simile anche in via Ramacca, nello stesso rione. Questa è una discarica fatta apposta per la gente che viene dall'altra parte a buttare le cose qua. C'è di tutto in effetti. Guarda che c'è. Non lo so, se qua c'è un affogo succede danno, sicuramente. Qualcuno ha rinnovato case ed ha pensato di abbandonare qui il vecchio arredamento. Troviamo di tutto, gli immancabili materassi ed anche qualche televisore. Chi abita qui è stanco di vivere in questo degrado. Non se ne può più, tutti vengono e buttano tutte spazzature, anche che non siano della zona. Li avete richiamati? Sì, ma parlando con voi ci rispondono anche male. L'abbandono è visibile anche lungo i marciapiedi. Mancanza di pulizia ed erbacce sono molto evidenti. Camminando ci mettiamo i piedi sulla sporcizia veramente dei cagnolini, che nessuno le pulisce. E poi tutte le barce, tutte le buche che ci sono, una sbadatamente può mettere il piede male e si può fare un danno. Non è una cosa bella da vedere, da vivere, più che altro. Spostandoci un po', ma restando sempre a Santa Panagia, troviamo questi contenitori per la raccolta degli indumenti usati. Nulla di strano se attorno non fossero ricoperti da rifiuti di ogni genere, anche copertoni di auto. Si fermano, rallentano con la macchina, buttano il sacchetto. A 2 passi qua c'è l'isola ecologica, mandate a buttare. È la pratica che qui, come in altri quartieri ed in altre città, usano in molti, naturalmente tra gli incivili. Ed è così che in via Cireale, tra i cumuli, troviamo anche una sedia a rotelle. A microfoni spenti i residenti chiedono fototrappole. Gli incivili vanno puniti, precisano. Il derby di Zemallandia tra Giacomo Motica e Vincenzo Cangelosi, ex allievi del tecnico boemo, finisce in parità e il Messina deve rinviare i suoi propositi di rilancio dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Sorrento. La Casertana conferma di essere al momento la squadra col maggior numero di pareggi, ben 5 in 7 giornate, dopo quello al Franco Scoglio. Nel primo tempo meglio i campani che hanno colpito un palo con Curcio, mentre nell'altra metà campo è toccato a Venturi esibirsi in parate decisive su Emmausso e Plescia. Meglio il Messina invece nella ripresa e vantaggio al 21esimo con Ragusa che è entrato in campo 6 minuti prima sull'invito di Ortisi, calcia di sinistro ma sulla traiettoria decisiva la deviazione di Anastasio che spiazza Venturi. Il guardalini alza la bandierina per un fuorigioco attivo di Plescia sul tocco di Anastasio, ma l'arbitro si assume la responsabilità della decisione e convalida la rete.
Il Messina, come già accaduto con Cerignola e Turris, non riesce a gestire il vantaggio e lo stesso Anastasio si riscatta al minuto 32 e taglia l'intera difesa avversaria con Manetta e Tropea fuori posizione, smarcando Damian per il più classico dei gol dell'ex. Con 6 punti e una partita da recuperare a Taranto, giallorossi in zona play-out e domenica arriva in Sicilia il Giuliano per un altro incrocio salvezza. In casa della Juve Stabia non ci saranno tifosi del Catania, provvedimento già conosciuto da tempo e ora ufficiale. Il prefetto della provincia di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania. Un fattore per una squadra rossaazzurra che a Castellammare avrà altri ostacoli da superare. L'incontro con la capolista, prima di tutto. La Juve Stabia finora non ha mai perso e ha raccolto 4 vittorie e 3 pareggi. L'ultimo martedì a Brindisi. 1-1 il punteggio finale, con la squadra campana passata in vantaggio e subito rimasta in 10 per l'espulsione di Romeo. Poi, dopo il pareggio del Brindisi, l'altissimo portiere Thiam, 2 metri e 2 centimetri, ha parato il rigore che poteva costare la prima sconfitta in campionato. Se aver avuto 2 giorni in meno per preparare la sfida del Menti, spostata appositamente dal sabato alla domenica, può avere un peso per i campani, lo dirà il campo. Di certo la squalifica di Romeo non è da poco, ma il Catania deve guardare a se stesso. Le assenze purtroppo ci saranno ancora. Rizzo è pronto a tornare a disposizione. Si verificano le condizioni di Dubiscas. Per il resto si dovrà ancora attendere. Livieri svolgerà degli esami per capire se rientrare in gruppo. Rapisarda tornerà a fine ottobre. Probabile dunque un 11 simile, se non uguale a quello dell'ultima partita, visto che Bocic deve ancora scontare un turno di squalifica. E se in casa il Catania non decolla, in trasferta finora c'è stata la prova in colore di Monopoli e la fantastica vittoria di Caserta. I rossazzurri hanno dimostrato di soffrire chi si chiude e di giocare meglio con chi lascia spazi. La Juve Stabia in casa potrà concederne un ulteriore motivo per sperare e per dare un senso diverso alla stagione in vista di un Tour de Force che fra fine ottobre e inizio novembre, il recupero col Brindisi dovrebbe giocarsi giorno 1, vedrà il Catania in campo praticamente ogni 3 giorni. Grande soddisfazione essere qua, voglio approfittare al massimo. Da questa mattina abbiamo iniziato già a lavorare, sempre cercando di chiedere una parola a quelli che sono già qui da un po' di tempo, anche per darmi già un contributo per iniziare a conoscere tutti gli aspetti che sono importanti per svolgere un bello lavoro. Ai ragazzi chiederò sempre di essere molto disciplinato, credo che è una cosa che loro sono già naturalmente, di quelli che io già conosco, la determinazione, no, per svolgere il lavoro in allenamento e poi portare questo il giorno della partita, quando scendiamo in campo. Sono due cose semplici che secondo me loro hanno già e non sarà difficile di vedere proprio queste caratteristiche, questi aspetti dentro di campo.